Buongiorno da Sicilia 24, i principali argomenti. Catania accoltella la madre che gli rifiuta i soldi per acquistare il crack. La donna è ricoverata in gravi condizioni al Garibaldi. Raddoppiato in Sicilia l'uso di questo tipo di droga, tra gli assuntori anche minorenni. Rifiuti e inciviltà a Catania, lo sfogo del sindaco trantino, pigrizia e ignoranza, è come se ci volessimo fare del male. Terremoto giudiziario a Trapani, scoperta maxi truffa, fondi europei spesi per le campagne elettorali, 14 misure cautelari, fra loro anche l'ex senatore Antonio Papania, personaggio chiave del meccanismo illecito. Resto qui, non si arrende l'imprenditore agricolo di Paternò dopo le diverse intimidazioni e l'attentato incendiario che ha mandato in fumo la sua attività a Santa Maria di Licodia. Agrigento sotto shock per il femminicidio avvenuto nell'Alessandrino. La coppia era molto conosciuta nella città dei templi. La Sicilia a secco, sempre più esasperante in alcuni comuni dell'isola la crisi idrica. A San Cataldo il sindaco scrive alla Meloni per chiedere la sospensione delle bollette. Calcio, il Catania Foggia punta alla terza vittoria stagionale in trasferta, pochi cambi in formazione. Il Palermo non può più sbagliare, a Modena e Brunori in panchina. Bentrovati, la cronaca ci porta subito a Catania, un tentato omicidio. La madre gli nega i soldi per il crack e lui la accoltella. La donna, colpita da decine di fendenti, è ricoverata in gravi condizioni alla Garibaldi. Il figlio è stato arrestato in flagranza di reato. In mano aveva ancora l'arma insanguinata. Tonino De Mana. Le condizioni della signora in questo momento sono stabili rispetto a quelle di questa notte, ma comunque la prognosi resta sempre riservata. Ha inferto decine di coltellate alla madre, colpevole solo di aver negato i soldi per acquistare droga. Una donna di 62 anni residente nel quartiere Cibali è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania per essere stata colpita con numerosi fendenti all'addome, agli arti inferiori e alle braccia, forse nel disperato tentativo di proteggersi dalla furia omicida del figlio. A lanciare l'allarme è stato l'altro figlio che si trovava in casa al momento dell'aggressione. Segnalato l'accaduto al numero unico di emergenza 112, sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle volanti che hanno arrestato il 32enne in flagranza di reato. L'accusa è di tentato omicidio. Secondo quanto si è appreso all'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine, l'aggressore aveva ancora l'arma insanguinata in mano. La signora giunta questa notte in gravi condizioni di salute con delle lesioni d'arma bianca multiple al torace e gli arti superiori. Dopo essere stata inquadrata dal punto di vista radiologico con dei esami strumentali, è stata suturata e stabilizzata, infatti ha eseguito una trasfusione di sangue. La vittima è costantemente monitorata dai medici che ancora non hanno sciolto le riserve sulla prognosi. E il crack è un dramma del nostro tempo, ha superato per numero di assuntori anche la cosiddetta epidemia da eroina. Il farmacologo ai nostri microfoni dice che l'uso è raddoppiato in Sicilia in un solo anno. Gli effetti sono rapidi e devastanti. Roberta Lunghi. L'uso del crack è in grandissima crescita, è diventato veramente un dramma, ha superato per numeri dal punto di vista epidemiologico l'uso dell'eroina che si era registrato all'inizio degli anni 70. Raddoppiato in un solo anno. Il crack, la cocaina dei poveri, è venduto anche a dosi da 5 euro nei vicoli, nel capoluogo siciliano in particolare. Sta ormai sostituendo l'uso di marijuana e hashish, consumando le vite dei giovani. Devastanti gli effetti. Il crack è una preparazione di cocaina che consente un rapidissimo assorbimento a livello cerebrale. Nell'arco di un minuto nel cervello aumentano rapidamente le concentrazioni di dopamina con gravi effetti a livello psichico. Sintomi psicotici, deliri, allucinazioni, aggressività. E inoltre l'uso di questa sostanza è aumentato negli adolescenti, dove maggiormente induce il rischio di dipendenza e un grave danno cognitivo permanente. Il concetto di neurotossicità, la sostanza d'abuso che altera il funzionamento cerebrale e riduce il nostro funzionamento cognitivo.
Se nel 2017, secondo le stime dell'ASP, i consumatori andavano dai 16 ai 26 anni, la forbice degli assuntori oggi si è abbassata fino ai 10-12 anni. A preoccupare anche i tanti neonati ricoverati in ospedale per intossicazione dovute all'ingestione di sostanze stupefacenti. Vuol dire che vivono in abitazioni dove la droga è a portata di mano, o ancora peggio, che le madri continuano a drogarsi anche in gravidanza. Le stime del Tribunale dei minori parlano di 2 casi ogni 7 giorni in tutto il distretto tra Palermo, Trapani e Agrigento. Ennesimo episodio di violenza ai danni di un operatore sanitario. Un infermiere in servizio al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania è stato aggredito da un paziente che, in preda all'agitazione mentre attendeva le cure, gli ha sferrato un pugno. Lo afferma il sindacato Nursing, segnalando che l'episodio non ha avuto conseguenze gravi, ma l'accaduto sottolinea ancora una volta la gravità della situazione nelle prime linee del sistema sanitario. Catania invasa dalla spazzatura, duro sfogo del sindaco Trantino, prima su Facebook e poi ai nostri microfoni. Parla di indolenza, pigrizia, stupidità e dice come se ci volessimo fare del male da soli. Ascoltiamolo. Se uno vede l'orario in cui l'ho scritto, forse comprende la ragione di questo mio sfogo, di questo mio malessere. Io vedo da un lato numerosi turisti che sono solo una minima parte di quelli presenti in città, noi che potremmo vivere di un'economia ben più florida grazie alla loro presenza, ma che quasi cerchiamo di scoraggiare queste presenze affidandoci al degrado. È solo pigrizia, non lo so, è indolenza, ignavia, incuria, stupidità. Nei momenti in cui ci stiamo cercando di compiere il massimo sforzo, vedere che però non solo non riusciamo a ottenere risultati, ma che quasi c'è un aumento di questo indifferenziato, di questi ingombranti, che significa anche un aumento dei costi e quindi l'insostenibilità di queste spese supplementari. Tutto questo mi fa pensare che è come se ci volessimo fare del male. L'organico in forza in questo momento nella Polizia Municipale non basta. Con l'arrivo di nuove unità potrebbe cambiare la situazione dal punto di vista del controllo e della repressione? La mia intenzione, incamerando queste 200-229 risorse, mi auguro che siano già attive nella prossima primavera. È chiaro che almeno all'inizio ci sarà un piano Marshall destinando una settantina di loro per una rotazione importante che faccia sentire la loro presenza sul territorio. Non è la repressione che ci salva, è chiaro che noi la portiamo avanti, la attiviamo, la dobbiamo alimentare, ma è solo la prevenzione, è l'idea di far parte di squadre che può cambiare questa città, perché tutti quelli, ribadisco, tutti quelli che abbandonano i rifiuti appena vanno altrove improvvisamente diventano cittadino modello. Ma siamo veramente così idioti? Restiamo a Catania. Dopo le sollecitazioni degli abitanti di Santa Maria Goretti allarmati per il rischio esondazioni e in seguito a un nostro servizio denuncia, sono finalmente iniziati i lavori per la pulizia del torrente Forcile nella zona dell'aeroporto di Catania. Da questa mattina ruspe in azione per liberare il corso d'acqua dalla vegetazione incolta. Saranno necessari alcuni giorni per portare a termine le operazioni di bonifica indispensabili anche in vista di possibili e intense precipitazioni piovose. Corruzione e truffa all'Unione Europea. La formazione professionale utilizzata come una sorta di bancomat è luogo di privilegi. Finisce nei guai ancora una volta l'ex senatore di Alcamo Nino Papania, già in carcere da settembre perché accusato di scambio politico mafioso. Per gli inquirenti è il personaggio chiave del meccanismo illecito. 14 misure cautelari e 24 in tutto gli indagati. Sentiamo Laura Spanò. Un sequestro da 9 milioni di euro, 4 provvedimenti di arresti domiciliari, 10 misure interdittive, ma gli indagati sono in tutto 24. È il bilancio di un'indagine della Procura Europea e dei PM di Trapani e Marsala su un giro di corruzione e su una frode all'Unione Europea che vede coinvolto l'ex senatore alcamese Antonio Papania tra i destinatari del provvedimento restrittivo e alcuni consiglieri comunali del trapanese e palermitano. L'inchiesta riguarda 2 centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del
Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico Via di Papania per aumentare il consenso elettorale. I reati contestati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, malversazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a Papania, un ruolo chiave avrebbero avuto Ignazio Chianetta, ex allenatore di calcio del Dattilo e Mazzara ed esponente del movimento Via di Marsala, Manfredi Vitello, consigliere comunale a Cinisi, e Angelo Rocca, responsabile provinciale del movimento Via. Il lavoro degli investigatori delle Fiamme Gialle arriva a pochi giorni dall'operazione antimafia della polizia, dove Papania era stato arrestato per scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la ricostruzione dei PM europei Calogero, Ferrara e Amelia Luise, la formazione professionale sarebbe stata usata come un bancomat dalla politica e luogo di privilegi per poche persone. Accertato come parenti e amici, pur non avendo le competenze necessarie, avrebbero ottenuto lavori, nomine e promozioni negli enti di formazione in cambio del sostegno elettorale. A Santa Maria di Licodia abbiamo incontrato il proprietario di un'azienda agricola che ha denunciato e continua a denunciare numerose intimidazioni nel giro di pochi giorni. Non si arrende e dice: io resto qui. Luca Ciliberti. Non ho avuto messaggi da nessuno, io sono qua stato a disposizione di tutti, amico con tutti, da qualsiasi punto di vista. I cani uccisi, le caprette rubate, gli ulivi tagliati, un casolare dato alle fiamme. E stamattina l'ultima sorpresa, il sospetto che il raccolto degli ortaggi sia stato avvelenato con il fertilizzante. Qualche piccolo furto negli anni passati c'è stato, ma si aprono la porta, si portano, che ne so, un'attrezzatura che è posata qua all'interno, queste cose qua. Infatti uno se lo aspetta, ma una cosa di questo tipo, con questa ferocia, io non l'ho mai vista finora. L'azienda agricola di Nino Scarcepiano nel fine settimana è stata presa di mira. Danni e intimidazioni che lo hanno spinto a denunciare per paura di perdere tutto. Quindi questo qua io non so che fine farà, non lo so, non ho avuto neanche il tempo di liberare il passaggio, perché a cosa mi devo dedicare? Liberare il passaggio, mi vado a lavorare, non lo so. Camminando abbiamo visto dei bossoli per terra, di chi sono? Allora, parecchi sono vecchi perché qua ci vengono a caccia. Quindi, ma tutti quelli che hanno, la maggior parte di quelli là che abbiamo trovati sotto i punti di riferimento hanno sparato e li hanno portati via i carabinieri. I carabinieri stanno lavorando con la massima serietà, io ho fiducia in loro. Io quello che chiedo è che la mia azienda venga protetta da questo punto, perché giustamente tutte queste incursioni, io alla mattina arrivo qua, sono 4 giorni, 5 giorni che non posso lavorare. Voi adesso avete paura a venire qua o no? No, assolutamente, io devo continuare il mio lavoro. Allora, dire proprio paura, un poco no, anche perché quando veniamo, se veniamo assieme tranquillamente, ci stiamo venendo anche tutti i giorni, proprio per dire non ci arrendiamo. A Palermo anche la quarta famiglia ha rinunciato alla casa tolta al boss. In via Decollati vince la paura. L'abitazione al civico 30 della Strada, nel mirino dei familiari del padrino Leonardo Algeri, che vive a pochi metri. Marco Gullà. Nessuno vuole entrare in quell'immobile, è la sintesi amara dell'appartamento confiscato alla mafia al civico 30 in via Decollati a Palermo. Anche la quarta famiglia assegnataria del bene, dopo le pressioni della famiglia del boss Leonardo Algeri, ex proprietaria dell'immobile, ha rinunciato. Non ce la sentiamo di mettere a rischio la vita dei nostri figli, hanno detto. Don Ugo Di Marzo, sacerdote dello Sperone, che in questa vicenda ha svolto il ruolo di mediatore, non usa mezzi termini e dice: la mafia ha vinto sullo Stato. Lo Stato ha mostrato tanta forza in via Sperone 6 alcuni mesi fa per uno sgombero di 3 famiglie che avevano occupato 3 immobili confiscati ma non erano collegate con il mafioso. Qui, dove invece una famiglia ha avuto il diritto di assegnazione, entra e viene minacciata, viene costretta a uscire da tanti fattori che chiaramente le forze dell'ordine stanno verificando, questa famiglia oggi è costretta a rinunziare. Ieri hanno rinunziato perché? Perché hanno paura di stare lì, in quel contesto, in quelle condizioni, se non c'è un'adeguata sicurezza garantita. E lo Stato cosa ha garantito? Le control room attorno all'appartamento, come se queste persone dovessero andare lì a vivere domiciliari. Una vicenda che sembrava essere giunta ai titoli di coda quando il Comune aveva iniziato i lavori di ristrutturazione per permettere alla famiglia assegnataria di accedere il prima possibile. Adesso invece la rinuncia fa scattare un nuovo allarme. Il Comune di Palermo è pronto a poter assegnare l'immobile, non appena il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza lo deciderà, al nucleo che viene in graduatoria per le emergenze abitative e con la quale abbiamo già avuto i contatti. Non possiamo che accettare la decisione del nucleo precedente che ha subito l'intimidazione
intenzione, ed è particolarmente coinvolto, di avere un ripensamento sull'andare lì, ma il Comune di Palermo procede con lo scorrimento della lista e ha già trovato il soggetto che può sicuramente andare a stare lì. Adesso c'è da attendere cosa deciderà la nuova famiglia in graduatoria, rinunciare o vivere in un contesto che potrebbe essere ostile? Armi, droga, passamontagna e ricce trasmittenti sono stati sequestrati dalla polizia di Catania a San Giovanni Galermo. Il mini arsenale, composto da un Kalashnikov, una pistola con matricola a brasa, caricatori e proiettili, è stato rinvenuto all'interno di un garage nella disponibilità di un pregiudicato di 30 anni che è stato arrestato. Il cane Ares ha scovato anche 900 grammi di marijuana e materiale per il suo confezionamento. Sgomento e stupore ad Agrigento per il femminicidio di Solero nell'Alessandrino, prima notte in carcere per Giovanni Salamone, che ha ucciso la moglie a coltellate. Le ipotesi vediamo sul movente, ma Agrigento è sotto shock perché i coniugi erano molto conosciuti nella città dei Templi. Davide Sardo. Agrigento è sotto shock per il femminicidio di Solero in provincia di Alessandria, che ha coinvolto una coppia molto conosciuta e apprezzata in città. Giovanni Salamone, imprenditore agricolo, ha ucciso con 6, forse 7 coltellate la moglie Patrizia Russo, insegnante di sostegno. Tra gli amici serpeggia sgomento e stupore per l'efferato delitto. Tanti hanno conosciuto Patrizia e chi le stava accanto non ha mai percepito malessere e problemi familiari. Io personalmente, come professionista e come madre, ho avuto modo di conoscere l'insegnante Patrizia Russo. È l'ennesimo femminicidio che si consuma fra le mura domestiche. Non c'era stata nessuna denuncia, non c'era stato nessun segnale, evidentemente tutto era stato circoscritto nelle mura della propria casa. Questo ci fa capire che dobbiamo denunciare al primo segnale. Non dobbiamo stare in silenzio, ma dobbiamo, ripeto, denunciare già quando c'è un primo segnale, non dobbiamo trascurare niente. Giovanni Salamone ha trascorso la prima notte nel carcere di Alessandria. Nel corso dell'interrogatorio ha riferito agli inquirenti di aver commesso una sciocchezza perché depresso, ma non ha fornito un reale movente. Avrebbe però raccontato di problemi economici in famiglia, di un grosso debito da saldare e di non reggere la lontananza dalla moglie. La Procura di Reggio Calabria ha chiesto 24 anni di carcere per l'infermiere Antonio De Pace, il giovane che il 21 marzo del 2020 a Furci Siculo, in provincia di Messina, ha ucciso la sua fidanzata Lorena 40, che stava per laurearsi in medicina. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. La crisi idrica in alcuni comuni della Sicilia sta diventando sempre più esasperante. A San Cataldo manca anche oggi l'acqua per un altro guasto alla conduttura e il sindaco scrive alla Meloni dicendo: chiediamo di sospendere il pagamento delle bollette per il periodo d'emergenza. Giusy Lazzara. Per una crisi senza precedenti, provvedimenti speciali. È ormai arrivato a un punto di non ritorno la carenza idrica che colpisce soprattutto Enna, Agrigento e Caltanissetta. In questa provincia, a San Cataldo, poi, non bastava averla a singhiozzo ogni 6 giorni. Ancora oggi, per un guasto nelle pompe di pescaggio nella diga Ancipa, rubinetti a secco. Nel frattempo, le famiglie sono sempre più esasperate, stanche di ricevere le bollette per un servizio inesistente. E non ci sta anche il sindaco che ha scritto alla Meloni. Prevedere la sospensione delle bollette per il periodo di crisi e allo stesso tempo stabilire delle modalità delle agevolazioni, delle modalità di abbattimento delle tariffe per il periodo in cui i nostri concittadini stanno vivendo questa crisi idrica. E c'è anche chi specula, sempre più frequenti i sequestri di autobotti di contrabbando che vendono a peso d'oro l'acqua. Intanto è bagarre tra il presidente della regione Schifani e il ministro della protezione civile Nello Musumeci. La regione, alla richiesta di Musumeci che chiedeva il piano anticrisi, ha risposto che è avviata la seconda fase con 200 interventi e 8 milioni di euro stanziati. Quasi 10 milioni di euro di fondi del PNRR destinati al MAS, il mercato agroalimentare della Sicilia, che grazie a 7 progetti già presentati verrà reso più moderno e funzionale. È andata per noi Simona Mazzone.
Il MAS cambia look e si trasforma in una struttura 4.0 grazie a quasi 10 milioni di euro di fondi PNRR destinati al mercato agroalimentare della Sicilia. 7 i progetti presentati per rilancio e riammodernamento. Una grande opportunità di rilancio che abbiamo colto con la presentazione di 7 progetti finanziati dal Ministero dell'Agricoltura e dicevamo appunto più di 9 milioni di euro, quasi 10, per un rilancio di questa struttura che ha grandissime potenzialità. Primo intervento sarà la ripavimentazione del mercato all'interno, i cui lavori partiranno a inizio d'anno. Poi nuovi impianti di videosorveglianza e illuminazione, installazione del fotovoltaico da 2 mega, mentre verrà migliorato l'impianto di depurazione delle acque che ad oggi vengono riversate nello Iungetto, ma che dopo i lavori verranno raccolte e utilizzate per l'antincendio e l'irrigazione. Zero sprechi e valorizzazione delle risorse, tanto che lì dove sorgeva il mercato florovivaistico, che non ha avuto successo, nascerà tra le altre cose anche un laboratorio per la trasformazione delle eccedenze affidato al banco alimentare. E questo l'abbiamo riconvertito in altre attività. Uno, abbiamo fatto 6 box dove ci sono attività particolari che poi sono il nostro allocchiello, attività di lavorazione della merce, di produzione, una base logistica di pandittaino. E poi un altro, un locale, quello più grande, che era destinato al florovivaistico, l'abbiamo dato, e siamo l'unico mercato in Italia, al Banco Alimentare. Qui infatti ha già sede il Banco Alimentare, che tra i maggiori donatori di prodotti da destinare ai bisognosi ha proprio i grossisti che operano al MAS e che offrono gratuitamente i propri prodotti. Siamo uno dei popoli più vecchi del mondo. Anche il cervello con l'età perde efficienza. La demenza senile è in aumento. Un'epidemia silenziosa che il sistema sanitario non è pronto a combattere. Come prendersi cura dei nostri neuroni? Lorena Dolci ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus, in onda dopo il TG alle 14.30. In studio il neurologo Alfio Catalano e il presidente dell'Associazione Malati di Alzheimer Orazio Luca. Messaggi al 342 7455 005. La trasmissione, come già sapete, è anche in streaming attraverso il sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo ancora un po' e poi il calcio con il Catania e il Palermo. Eccoci al calcio, squadra che vince non si cambia. Potrebbero essere poche le modifiche in casa rossazzurra in vista del match di Foggia, che sarà vissuto all'insegna del dolore per la scomparsa di 3 tifosi rossoneri. Intanto i rossazzurri si godono il nuovo inglese. Marco Carli. Sempre sul pezzo, la faccia di Toscano durante gli allenamenti dice tutto, così come il suo atteggiamento nel corso delle sedute con i suoi calciatori. Lo si vede dalle immagini diffuse dai canali social del Catania, un allenatore sempre nel vivo che tiene alta l'intensità e di conseguenza porta i giocatori a dare il massimo. Ecco da dove arriva la fiducia della società, oltre che dai risultati. Un club che ha onorato tutti gli impegni e le scadenze con la FIGC fissati per il 16 ottobre. Insomma, un periodo sereno sotto molti aspetti, in cui il sorriso torna a fare capolino anche per l'inglese, che ha segnato 3 gol, che torna a sentirsi importante e che valuta così lo spirito della squadra. Lavoriamo in settimana bene, è frutto di un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo, quindi è sorprendente, ma è anche frutto del lavoro quotidiano che stiamo facendo con grande impegno e soprattutto grande sacrificio da parte di tutti. Rossazzurri attesi adesso a Foggia, su un campo ostico per natura, in un momento molto difficile per i rossoneri, che hanno patito la perdita di 3 tifosi di ritorno dalla trasferta di Potenza. Ecco perché la gara di domenica comincerà con 3 minuti di ritardo in memoria di chi non c'è più, con l'intero incasso devoluto alle famiglie delle vittime. Allo Zaccheria, trasferta vietata ai tifosi etnei, il Catania potrebbe anche non cambiare molto rispetto all'ultimo 11 di partenza, in cui potrebbe nuovamente figurare Luperini. C'è tempo per Toscano per lavorare sulla sfida in attacco a un inglese in più che si diverte giocando. Giocare con i compagni e giocare per i compagni. Ripeto, ho sempre messo il risultato alla fine, non il risultato per me stesso, il gol. Ho sempre messo il risultato della squadra davanti a tutti. Il Palermo scalda i motori in vista del ritorno in campo dopo la sosta. I rosanero sabato saranno a Modena. Dionisi in sala stampa ha detto: il modulo non è un problema. Marco Gullà.
Fuori casa il Palermo ha un'altra marcia. Le uniche vittorie in campionato sono arrivate proprio fuori dal Barbera e a 2 giorni dal match che la formazione siciliana giocherà fuori casa a Modena l'attenzione è altissima perché il Palermo non può più sbagliare. Particolare attenzione anche sulle prime partite. Dionisi parla di un rendimento al di sotto delle sue aspettative, ma i miglioramenti ci sono e la squadra deve crescere in mentalità. E poi tema modulo. Premesso che non esiste un problema di modulo, ma esiste eventualmente un problema di essere efficaci. In questo momento con la palla in fase offensiva lo siamo stati magari meno di quello che abbiamo prodotto, ma abbiamo la qualità per rimettere a posto i numeri. Diverso invece a livello difensivo stiamo cercando un migliore equilibrio possibile, fermo restando che poi, come dicevo tante volte, in ogni partita le occasioni all'avversario si concedono, vuoi perché sbagli qualcosa, vuoi perché c'è la qualità degli avversari, però sicuramente la partenza è cercare di mettere i giocatori nelle migliori condizioni a loro più simili per le loro caratteristiche. Dubbi di formazione, Brunori va verso la panchina, in difesa conferma per la coppia Nicolao-Banica. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.